Oggi questa inaugurazione di questa caffè Alzheimer per i pazienti, ecco, un luogo sicuramente simbolico ma molto importante per la socializzazione del paziente. Oggi per noi è una giornata davvero importante perché si inaugura il Caffè Alzheimer, che è un luogo in cui il paziente, le famiglie, speriamo possano trovare un ambiente accogliente per condividere momenti di socialità e momenti di serenità. Però devo dire che va oltre al significato di uno spazio nuovo per i pazienti, ma dobbiamo comprendere il significato di un nuovo modo di intendere la cura, perché quando trattiamo un paziente con demenza dobbiamo pensare che non dobbiamo andare oltre l'aspetto sanitario, dobbiamo ascoltare i bisogni, le storie dei pazienti e quindi cercare di valorizzare tutte le risorse residue dei pazienti, e questo spazio che è stato reso possibile proprio grazie al sinergismo tra varie realtà che operano sul territorio, azienda sanitaria, associazionismo, volontariato, è un esempio concreto di umanità di cure e di umanizzazione delle cure e di attenzione verso il paziente e le famiglie. Per cui ringrazio di cuore il Lions Club che ha donato gli arredi, ringrazio la direzione strategica, il nostro capo dipartimento e tutte le professionalità che si impegnano ogni giorno e che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Da un punto di vista medico, della ricerca medica, ci sono delle novità in questo senso nel campo? Ci sono importanti novità nel campo delle demenze, si parla tanto di anticorpi monoclonali che a breve dovrebbero essere già operativi anche presso i centri per i disturbi cognitivi e demenze, però è importante anche come linee guida nazionali dell'Istituto Superiore Sanità curare il paziente non solo farmacologicamente ma trattare anche con strategie non farmacologiche, e questo perché va presa in carico non solo il paziente ma anche l'intera famiglia, accompagnarla lungo questo percorso lungo della malattia. Ecco, una domanda che può sembrare banale ma gliela faccio: l'intelligenza artificiale può aiutare in questo campo? L'intelligenza artificiale può aiutare perché ci sono studi a riguardo che stiamo conducendo anche presso il nostro centro sui segni precoci di declino cognitivo, e quindi mettere in atto le strategie di prevenzione che sono davvero fondamentali per poter rallentare l'evoluzione della malattia. Quindi è importante la scienza, ma è importante anche curare il paziente, prenderci cura del paziente a 360 gradi, non solo da un punto di vista farmacologico, ma ponendo attenzione ai suoi bisogni, ponendo attenzione alla dignità del paziente e delle famiglie. Oggi una stanza, un caffè Alzheimer, un'inaugurazione per i pazienti del vostro centro. Ecco quanto è importante ai fini anche della socializzazione. Guardi, è proprio importantissimo. Noi siamo profondamente grati al Lions Club Chiaramonte di Agrigento per questo dono, che credo vada ben oltre il semplice valore materiale, ed è fondamentale perché, diciamo, contribuisce alla cosiddetta umanizzazione dei luoghi di cura. Consideriamo che la cura non è solo, diciamo, il poter fruire di interventi tecnici, terapeutico, medici o clinici, ma passa anche attraverso luoghi di cura, passa anche attraverso quelle che sono l'umanizzazione, che rendono più confortevole e più familiare l'ambiente. Pensiamo quanto sia complessa la patologia dell'Alzheimer, le demenze, di quanto sia, diciamo, gravoso per i familiari che accudiscono, che si prendono cura, ecco, che i cosiddetti caregiver, quanto possono soffrire. Arrivare in un ambulatorio medico e trovare un ambiente confortevole, capace di empatizzare, di condividere, di ascoltare, di accogliere, credo che sia fondamentale. Come potete vedere, questo è un luogo che non sembra essere un ambulatorio, invece è proprio attiguo alle salette dove si svolge l'elettroencefalogramma, dove si fanno i test per la memoria, dove si fa la TMS, dove ci sono i camici. Ecco, in questo ambiente i pazienti e i loro familiari possono trovare un ambiente, come dire, caldo, accogliente, familiare, e sentirsi a casa. Questo dono ci ricorda anche, secondo me, come sia fondamentale che le varie istituzioni del territorio possano collaborare, perché, come dicevo prima, una patologia così complessa come l'Alzheimer non può trovare risposte solo dall'istituzione sanitaria, perché le risposte non possono essere solo di tipo sanitario. Quindi una rete solidale è proprio quello che, diciamo, può contribuire a fare dei percorsi terapeutici efficaci e veri. Anche il neosindaco a questa inaugurazione del caffè Alzheimer. Ma naturalmente queste sono strutture di eccellenza, quindi da parte mia non può che andare
un ringraziamento a tutto il personale medico sanitario, naturalmente nell'interesse di far sentire i nostri pazienti sempre meglio, riuscendo anche a farli sentire a casa, ecco, in una struttura del genere. Quindi complimenti, sia questo un percorso di una sanità che è veramente vicina al cittadino.